abbiamo aperto insieme una porta e siamo passati attraverso di essa. Una porta che è un segno, indica la misericordia di Dio che ci aspetta, la misericordia di Dio che continua a chiamarci, la misericordia di Dio che non si stanca di aspettare e di manifestare sempre la sua piena, completa e infinita disponibilità. La porta si apre, noi passiamo attraverso di essa e sentiamo che questo gesto ci chiede un cammino di conversione. Dio non pone condizioni, Dio semplicemente ci chiama e vuole essere accolto per quello che è, nella sua santità, nella sua saggezza. Ed è di fronte alla bontà infinita del Signore che noi capiamo quanto siamo meschini nel momento in cui ci rifiutiamo di andare incontro a Lui. Noi pensiamo ai nostri peccati e pensiamo ad azioni che in sé sono banali, ma alle quali troppo spesso siamo affezionati e non ci rendiamo conto che quei gesti sono un'offesa alla santità di Dio, un'offesa alla sua sapienza, un'offesa al suo desiderio di darci il nostro migliore bene. Cerchiamo la gioia, cerchiamo la felicità, cerchiamo una realizzazione umana lontano da Lui e finiamo sempre come tutti quelli che hanno commesso peccati di cui la Sacra Scrittura ci parla, a cominciare dai nostri progenitori che volevano diventare come Dio e dopo aver rifiutato l'amore del Padre si sono ritrovati come scimmie nude, o come il figlio prodigo che ha cercato la felicità lontano da casa e si è trovato a custodire i maiali. Ecco, Dio ci richiama, ci fa capire quanto ci vuol bene e quanto vuole che noi siamo coscienti del suo amore di Padre. Cantiamo insieme le misericordie del Signore, passiamo attraverso la porta, rinnoviamo il nostro passaggio e sentiamoci ogni volta abbracciati da un Padre che ci ama. E questo sarebbe il messaggio del Giubileo e vorremmo concludere così, pensando a un gesto che abbiamo compiuto e che continueremo a compiere durante l'anno, quasi chiudendoci nella gioia di questo incontro nuovo col Padre. Ma la Chiesa ci dice che questo non basta, perché oggi è vero, abbiamo aperto una porta, ma il Vangelo ci parla di un'altra porta che si è aperta. E questa volta non era per entrare, ma era per uscire, per andare, mettersi in cammino. Maria ha ricevuto l'annuncio, Maria sa di essere madre del Salvatore, eppure non rimane a godersi questi 9 mesi di attesa nella silenziosa solitudine della sua casetta. Ha sentito che c'è qualcuno che ha bisogno di lei e lei va, e va in fretta. Quindi la porta che si apre dalla casa di Nazareth ci dice un gesto di carità, un gesto di attenzione, la volontà di essere là per aiutare chi è nel bisogno. E questa porta che si apre ci dà un messaggio che si aggiunge
a quella porta nella quale siamo passati. Non possiamo isolarci nella tranquillità di una coscienza che sa di avere compiuto il gesto del Giubileo, che sa di aver incontrato il Padre, di aver capito il suo amore, tutto bello, ma non basta, perché non siamo soli al mondo. Dobbiamo ancora una volta aprire una porta, che sia la porta di casa nostra, la porta del nostro cuore, aprire per andare fuori là dove c'è gente che ha bisogno. E il bisogno più grande è quello di far capire a tutti che c'è un Padre che ci aspetta e che vuole abbracciare non solo me ma anche il mio fratello. Ecco, devo aprire la porta, che vuol dire una parola giusta, vuol dire tendere una mano, vuol dire accompagnare qualcuno nel gesto che abbiamo compiuto, vuol dire vivere quelle opere di misericordia che Papa Francesco ci ha ricordato. E guardate, non basta fermarsi a quelle materiali per dare un pezzo di pane a chi ha fame ed essere tranquilli perché ormai l'ho fatto, sono a posto con la mia coscienza. Pensiamo a quelle opere di misericordia spirituali, nelle quali non possiamo mai dire l'ho fatto e basta. Consolare gli afflitti, illuminare quelli che sono nel dubbio, richiamare i peccatori all'amore del Padre. Quante cose da fare e quante cose che dobbiamo continuare a fare perché il Giubileo non sia soltanto un fatto privato di me, della mia coscienza, ma che sia veramente un fatto di Chiesa per tutti coloro che devono capire che c'è un Dio che ci ama e che ci aspetta. Ecco quindi che la porta del Giubileo si apre e non risolve i nostri problemi, non ci dà la tranquillità, ma ci dà l'inquietudine di tanto che dobbiamo fare. Entrando mostriamo di essere discepoli del Signore, uscendo dalla porta che si apre dobbiamo sentirci apostoli per portare un messaggio che non è soltanto per me, perché è rivolto a tutti e di fronte a Dio ogni persona è chiamata, ogni persona è amata, ogni persona vuole essere perdonata. Ecco il Giubileo che si apre davanti a noi, ecco il messaggio che ci dà la Chiesa, il messaggio che ci dà la Vergine Maria. Adesso sta a noi metterci in cammino, darci da fare perché non un giorno di questo anno santo sia perduto. Che Maria ci guidi. Sant'Antonio, grande predicatore, grande confessore, ci dà l'esempio della sua dedizione completa alla salvezza delle anime. È una mia responsabilità, condividiamola e viviamola insieme.